Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Toscana alla scoperta di Vico Pisano in provincia di Pisa, il comune certificato dalla bandiera arancione del Touring Club Italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 12 metri sul livello del mare e conta più di 8.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Vico Pisano! Nella sala del Consiglio incontriamo il sindaco Matteo Ferrucci. Allora ci presenti il comune di Vico Pisano. Sì, comune di Vico Pisano, io ovviamente sono di parte perché ci sono nato, cresciuto, ci voglio invecchiare e quindi sono senz'altro di parte, però è un posto meraviglioso, 27 km quadrati in una striscia di terreno fra il Monte Pisano, un monte meraviglioso, e l'Arno, quindi abbiamo il monte, abbiamo l'Arno, e poi un patrimonio artistico, specialmente nel borgo, ma in tutte le frazioni, è ricco di storia, è ricco di bellezze. A Vico Pisano ci sono stati gli Etruschi, ma poi tutto il Medioevo, abbiamo qui recuperato diverse torri, la maggior parte visitabili, abbiamo il Rinascimento con la fortificazione del Brunelleschi, abbiamo nel periodo degli Asburgo-Lorena, quindi del fiore del Granducato, che ha fatto delle opere ingegneristiche da un punto di vista idraulico bellissime come la botte e le cateratte ximeniane, delle ville 6 e 700esche nelle frazioni di Cucigliano e Lugnano e poi tutto il parco a Oliveto, le cave, per finire alla torretta degli Upezzinghi a Caprona, che anche questa sarà oggetto di riqualificazione fra poco e che è sempre alla ribalta per tante cose. Una torretta di cui parla anche Dante. Assolutamente, parla Dante. Qua giù abbiamo problemi di campanile fra Pisa e Firenze, rivendicando la vittoria dei fiorentini, quindi noi di questo non siamo tanto contenti, ma appunto ne parla appunto nella Divina Commedia, ma soprattutto due critici d'arte francesi hanno scoperto 2 o 3 anni fa, e queste cose non sono ancora state smentite, hanno scoperto che probabilmente Leonardo da Vinci nello sfondo della Gioconda si ispirò a quel paesaggio, quindi abbiamo veramente tutto qua. Lo ha già detto lei, senz'altro Vico Pisano è la città delle torri. È la città delle torri e prima ce n'erano molti di più, poi Brunelleschi per scopi militari in difesa di Firenze, sempre nella lotta contro Pisa, ne tagliò tante, ma fece anche tantissime belle cose. Tante di queste torri sono state recuperate da poco, alcune appunto sono anche visitabili e danno poi un paesaggio molto bello. E nel Palazzo Pretorio abbiamo i tanti stemmi delle tante famiglie che sono passate qui a Vico Pisano. Soprattutto era proprio il centro del potere, quel palazzo poi anche questo è recuperato, è stato poi nel corso della storia anche adibito a prigioni e anche durante le guerre mondiali eccetera, però lì ci sono tutti i segni del potere, dei vicariati, dei medici, lì c'era veramente il potere. Poi Cosimo de' Medici decise di deviare l'Arno e lì cominciò la decadenza del borgo di Vico Pisano, ma poi ha saputo risollevarsi negli anni. E il paese è sovrastato proprio da questa torre altissima. La torre altissima, appunto, già presente nel Medioevo, ma poi in qualche modo fortificata appunto da Brunelleschi, anche se c'era già prima, con questo soccorso, con questo camminamento che abbiamo recuperato, e infatti dopo 500 anni, prima serviva a scopo militare, 2 anni fa l'abbiamo restituito alla cittadinanza e quindi i primi vicaresi, i primi turisti hanno potuto ripercorrerlo come facevano i soldati più di 500 anni fa.
mura settentrionali sono rimaste pressoché intatte. Le mura settentrionali sono rimaste pressoché intatte e quella parte che invece era stata più deteriorata dal tempo è stata completamente recuperata negli ultimi 5-10 anni, anche attraverso metodi innovativi di raccolta fondi con le fondazioni bancarie, facendo partenariati pubblico-privato, e chiaramente è una bella soddisfazione vederle ora completamente recuperate e ben illuminate. E uno dei vanti del vostro comune è che avete la sede all'interno del centro storico, tra l'altro bellissima. Sì, questo è un palazzo veramente molto importante. A volte tutti noi, come lo dico, siamo prestati alla politica a amministrare queste bellezze pro tempore, poi tutti facciamo altro nella vita e torneremo a farlo dopo. Ma chiaramente a volte vedere tutta questa bellezza da dover curare fa immenso piacere, a volte fa anche un po' tremare perché la responsabilità è tanta, ma se uno ama il territorio e gode della bellezza tutti i giorni così, penso che non abbia altre scelte che dare il massimo. Una domanda che farò un po' a tutti, ma che cos'è Vico Pisano per lei? Vico Pisano, come dicevo, è il posto dove sono nato, dove sono cresciuto, dove voglio invecchiare. È un posto che veramente invito tutti a visitare perché ha delle bellezze turistiche importanti, vogliamo continuare a crescere in ambito turistico, ma come ci dicono i turisti, ci dicono don't change too much, non cambiate troppo, vogliono continuare a vedere l'autenticità di un borgo, di paesi, di frazioni toscane in cui si vede Savino, che era quello che ci sistemava le biciclette a noi quando si forava da Piccini, oppure il commerciante. Si sa che il commercio di vicinato è in difficoltà in questo momento, ma noi se riusciamo a rendere questo borgo appetibile per i turisti e i visitatori, ma sempre autentico e vivibile per i cittadini, penso che abbiamo centrato quello che è la visione un po' di tutti in questa amministrazione. Grazie Sindaco, e adesso nell'antica Pieve andiamo ad incontrare il parroco di Vico Pisano. E adesso con Don Tadeusz Dobrowolski, che è il parroco di Vico Pisano, andiamo a presentare la comunità cristiana e lo facciamo qui all'interno del cuore della comunità cristiana. Sì, è veramente il cuore della comunità cristiana perché la pieve antica che di solito raccoglie qui i fedeli provenienti da Vico Pisano, ma non soltanto. Normalmente 300 persone che frequentano la domenica, allora è anche un bel percentuale che frequenta la chiesa di Vico Pisano. Qui abbiamo 3 parrocchie in tutto il paese, no? Nel territorio di Vico Pisano, del comune di Vico Pisano, abbiamo 3 parrocchie, la Pieve a Vico Pisano nel capitale, poi ce ne abbiamo San Giovanni all'Avena e abbiamo anche Ulivetto e Caprona che fanno una unità pastorale. Una Pieve che affonda proprio le radici nell'antichità. La Pieve che prima di tutto solleva il cuore perché qui quando si entra si trova subito un altro mondo. La Pieve accogliente, romanica, storicamente ricca, diciamo della storia, ricca anche della cultura cristiana e questo è un gioiello nella zona. E poi come si entra? Abbiamo sull'altare la deposizione. La deposizione che diciamo sale sul 1100-1200 diciamo dall'autore anonimo, non possiamo dire l'autore, comunque è una deposizione nello stato dinamico quando proprio Gesù cade dalla croce, è sostenuto dagli angeli e dai vicini, quelli che stavano sotto la croce, Maria di Magdala, Maria madre del nostro Signore, Nicodemo e San Giuseppe di Arimatea. Un gruppo
importante, ma anche messo nell'altare centrale fa capire che proprio dove si celebra l'Eucaristia si celebra il mistero della croce. E Gesù qui è rappresentato nello stato rilassato, quasi dormiente. Non è morto, ma dormiente. Dopo aver compiuto la sua missione si lascia nelle nostre mani. E proprio questo è il messaggio, che sarebbe che l'opera che ha compiuto sulla croce deve essere continuata dai fedeli che vengono in questa chiesa a pregare. Poi abbiamo degli affreschi anche molto antichi dedicati a Maria. Sì, sono affreschi che rappresentano la cosiddetta Bibbia Pauperum, la Bibbia dei poveri. Sono tutti momenti e eventi importanti della vita cristiana. Affreschi sono paleocristiani, rappresentano una ricchezza, purtroppo quello che è rimasto poco, ma possiamo immaginare come era prima, la Chiesa tutta dipinta con tutti eventi importanti della vita di Cristo e di Maria, perché la Chiesa è dedicata a Maria, Madonna del Santo Rosario. La Madonna del Rosario, che poi è la Santa Patrona. Certamente, qui festeggiamo ogni anno la prima domenica di ottobre. Il sabato che precede la prima domenica di ottobre facciamo una processione che viene frequentata da tante persone del paese. Viene anche il nostro sindaco. Questo evento che raccoglie poi tutti, perché la festa patronale non ha soltanto un programma religioso, poi cerca di coinvolgere tutto il paese, perché è proprio la festa della patrona, la festa del patrono, la festa che unisce tutti. E qui a fianco abbiamo una scuola poi gestita dalla parrocchia. La scuola parrocchiale, vecchia opera Cardinale Maffi, poi da 2003 è proprio la scuola parrocchiale e anche edificio appartiene alla parrocchia. Comunque è una bella sfida, perché questa opera pubblica, la scuola è paritaria, comunque ci sono tante sfide da affrontare, specialmente dal punto di vista economico oggi. La scuola va avanti e siamo orgogliosi perché è gestita dai nostri parrocchiani, dalle maestre che sono cresciute in questa scuola, poi hanno studiato e hanno raggiunto il livello di essere maestre. Lei arriva dalla Polonia, è 20 anni che è qui parroco. Ormai sì, sono arrivato nel 2003, più di 20 anni, comunque mi sono trovato bene anche con la gente e spesso penso che sia anche per la gente che dopo tanti anni mi ha accettato, sopporta i miei difetti anche, diciamo, umani o culturali e diciamo tutto quanto, cerca di collaborare insieme, per non dire abbiamo fatto un patto di non aggressione. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? La cittadinanza oggi, questo nei tempi così tormentati diciamo nel mondo, io direi di andare insieme, di trovare il modo di stare insieme e collaborare, che significa anche aprire la mentalità, non avere paura delle novità che ci vengono addosso, che ci vengono come sfide, di aprirsi e di costruire una società di pace. Questo sarebbe l'augurio migliore in questi tempi, di creare proprio una società di pace. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre curiosità di Vico Pisano. E in uno dei ristoranti di Vico Pisano con lo chef Andrea Ricci andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali del territorio. Buongiorno, e quindi iniziamo a presentare questi piatti. Sì, benvenuti alla Taverna Toscana Aurora.
Allora, qui abbiamo il tonno del Chianti, che è una ricetta toscana tipica, che sarebbe un maiale cotto sotto sale e poi conservato sott'olio. E viene poi servito con la cipolla di tropea, i fagioli e un'insalatina fresca. Tante volte vi domandano di questo piatto, no? Sì, perché proprio il nome è un po' particolare, perché è tonno e poi è maiale, la gente va un po' in difficoltà. Però è proprio un modo di dire, diciamo, nel senso che la cottura della carne fa sembrare il maiale un tonno, ecco. Poi abbiamo la pappa al pomodoro, che è sempre una ricetta classica toscana, la zuppa toscana, che è una zuppa con le verze e tutte le verdure che ci consente la stagione, e poi il coniglio in arrosto morto, una specie di coniglio arrosto, solo che poi viene sfumato e viene reso in umido, ecco, con olive, guanciale, pomodorini, e un po' rinfrescato. Gli ingredienti arrivano tutti dal territorio? Certo, sicuramente, tutto chilometro zero. Poi abbiamo un'eccellenza del territorio che è l'olio. L'olio, sì, l'olio per noi è la cosa fondamentale. Il nostro monte, per fortuna, ci regala un buon olio. E qual è la caratteristica dell'olio di Vico Pisano? No, è molto semplice, viene fatta da un'oliva che viene chiamata frantoia. E visto che siamo in Toscana, poi non può mancare un buon vino rosso. Certo. Questo è un vino delle nostre colline pisane, delle estreme colline pisane, perché viene da Pomaia, un vino molto minerale e si accompagna bene con i nostri piatti. Ma che cos'è Vico Pisano per lei? È casa, Vico Pisano è casa. È il posto dove abbiamo deciso di aprire la nostra attività perché ci credevamo e ci crediamo tuttora, e siamo anche contenti, insomma, di come sta andando il progredire, diciamo, dell'amministrazione, del voler fare bene, del voler crescere, e questo, insomma, ci dà anche parecchio orgoglio, ecco. Chiudiamo allora con un invito a venire qui. Venite a trovarci, che Vico Pisano è carina, è molto accogliente e si sta davvero bene. Grazie Andrea, e quindi noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre curiosità di Vico Pisano. E chiudiamo la nostra passeggiata a Vico Pisano con Fabio Lafranchi, che è vice sindaco e assessore al turismo. Abbiamo presentato Vico Pisano, che poi è una città che vive tutto l'anno con varie manifestazioni. Sì, gli eventi qui sono tanti e diversi, e per questo bisogna ringraziare prima di tutto le associazioni, perché alcuni eventi sono organizzati direttamente dal comune, ma la maggior parte degli eventi sono organizzati proprio dal tessuto associativo, che qui è veramente importante. Sicuramente il più significativo è la festa medievale, che si svolge il primo fine settimana di settembre, ormai da oltre 25 anni. È un tuffo nel Medioevo, perché l'associazione cura nei minimi particolari tutto ciò che era medievale, basandosi anche su antichi scritti che si trovano nel nostro archivio, che è veramente molto importante e anche visitabile su richiesta. E poi abbiamo lo scenario del paese con tutte queste torri. Certo, che appunto venire a visitare Vico Pisano è un tuffo nel Medioevo, con la festa poi insomma è il massimo. Il clou dell'evento Festa Medievale è senz'altro la scena medievale, dove viene ricreato nei minimi particolari sia il cibo che viene offerto ai commensali. Ci sono le ancelle, siccome non c'era il tovagliolo, vengono a lavarti le mani con acqua profumata con petali di rose, e un'ancella poi ti asciuga le mani con il canovaccio, insomma, che veniva usato in quel tempo.
iniziative che proponete non soltanto nel periodo estivo ma anche nel periodo invernale. Certo, ad esempio l'anno scorso per la prima volta è stata creata una manifestazione, un evento che riunisce tutte le chiese e gli esempi di romanico pisano del nostro monte. L'evento si è chiamato Pietre Armoniche, un nome bellissimo che appunto ricorda la pietra fondante della chiesa ma anche l'armonia della musica, perché per la maggior parte sono eventi musicali, quindi cerchiamo proprio di destagionalizzare. E utilizzate anche le ville private poi, no? Anche le ville private, perché insomma non sarebbero sempre aperte al pubblico. Un piccolo evento che facciamo ma molto molto carino e partecipato è il Tè con l'autore. Gli autori di libri vengono a presentare in queste ville molto belle, soprattutto nel periodo di Natale, quindi anche addobbate col camino acceso, vengono a ascoltare gli autori e in più sorseggiano tè e pasticcini offerti dalla padrona di casa, dal padrone di casa. E per tutti i turisti che arrivano qui poi c'è un organizzato ufficio turistico proprio nella piazza di ingresso al paese? Sì, è un ufficio, fino a questo momento era ubicato nella nostra biblioteca, adesso ce n'è uno anche in una vecchia edicola che è stata, proprio per un discorso di decoro urbano, di recupero degli edifici che abbiamo, è stata restaurata e la Strada dell'Olio gestisce questa edicola dove si possono trovare non solo le informazioni turistiche ma anche i prodotti tipici come l'olio IGP dei Monti Pisani. Prima anche con il sindaco abbiamo parlato soprattutto del borgo antico, l'aspetto medievale, però lo vediamo anche nel gonfalone, no? Abbiamo il grano e quindi qui è bella anche la campagna. La campagna è bellissima, infatti Vico Pisano è un po' un connubio tra le bellezze storiche, architettoniche e la natura. Abbiamo un monte che è molto frequentato da camminatori, bikers, quindi insomma invitiamo tutti a venire a visitare anche le nostre bellezze naturali che non sono da poco. Un itinerario che è stato da poco iniziato, creato e andrà avanti nei nostri progetti è l'itinerario delle sorgenti. Stiamo recuperando le sorgenti del monte, una la fonte di Calia, la prima recuperata grazie anche all'aiuto della comunità del bosco del Monte Pisano. Finalmente l'acqua è tornata ai bikers, ai camminatori, ai viandanti e quindi adesso si possono fermare in questo luogo veramente bello, ameno e molto particolare a prendere, a bere l'acqua. Lei è vice sindaco ma anche assessore al turismo e dobbiamo dire che c'è anche una bella offerta sul territorio, un'offerta turistica. Sì, una bella offerta turistica, ci sono tante piccole attività ricettive. Naturalmente qui da noi non c'è lo spazio per grandi alberghi e neanche lo vorremmo, vogliamo continuare, il nostro sindaco dice sempre don't change too much, ci dicono i turisti che vengono perché qui trovano l'autenticità, la trovano anche nelle nostre piccole strutture ricettive che comunque sono professionali, ma anche in tutti i ristoranti che negli ultimi tempi hanno aperto con un'offerta varia che va dal cibo toscano ma anche alle macellerie che adesso fanno anche ristorazione, quindi insomma una grande offerta. Un altro appuntamento importante è quello del mercatino. Certo, il mercatino del collezionismo e dell'antiquariato che si svolge la seconda domenica del mese proprio nel borgo e nella piazza principale. Non da meno anche Castello in Fiore, che è la terza domenica, fine settimana di maggio, dove il borgo si riempie di fiori, di eventi, di piccoli convegni. Quest'anno ce n'è stato uno importantissimo sull'olio e poi l'estate in Vico Pisano che ha circa 50-60 eventi, compreso il Monte Pisano Art Festival. Per non parlare poi del cartellone del teatro. Cartellone del teatro, la stagione anche invernale, in estate un po' meno perché abbiamo degli spazi all'aperto, ma la stagione invernale del teatro è molto molto ricca. Qual è il consiglio che lei dà al turista, al visitatore per meglio vivere questi luoghi? Venire qui, rilassarsi e frequentare appunto le nostre attività, anche i bar, i circoli, perché qua insomma si respira ancora un'aria di passato e conoscere le persone, perché come dico sempre i cittadini sono i primi e veri ambasciatori del territorio. Trovare un sorriso, come succede qui nei nostri bar, in piazza, è portare a casa un'esperienza, quindi turismo esperienziale, andare sul monte, anche questo è importante perché è una sorpresa continua il nostro monte, per rilassarsi. Poi ha un certificato importante perché è bandiera arancione. È bandiera arancione, sì, questo è un traguardo che abbiamo appunto ottenuto nella consigliatura passata e ci ha riempito di gioia. La prima volta che abbiamo provato insomma, a far entrare in questo grande circuito ci siamo riusciti, vuol dire che abbiamo fatto bene. Come tutti sapranno la bandiera arancione non è semplicemente un simbolo che metti lì, ma è un punto di partenza perché è uno stimolo continuo per le amministrazioni per fare sempre meglio. Ma che cos'è Vico Pisano per lei?
Per me è un luogo del cuore. Io mi sono occupata in passato di FAI, ho fatto parte del FAI, dei luoghi del cuore del FAI, quindi questa parola luoghi del cuore può sembrare un po' scontata, ma per me torna sempre, e Vico Pisano è il luogo dove sono nata e sicuramente insieme ad altre bellezze del Monte Pisano come la Certosa di Calci, un luogo del cuore. Grazie a Fabiola Franchi, e quindi Vico Pisano vi aspetta con i suoi tanti itinerari. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Vico Pisano in provincia di Pisa. Ciao!